La barzelletta di Geppo. Allora Ignazio, non ti offendere, ma questa barzelletta parla di noi. Allora c'è un ragazzo di nome Ignazio, di 40 anni, che è ancora single. Allora un giorno incontra un amico suo che si chiama così, uno a caso, no? Geppo. Che gli fa così: ah, Ignazio, scusa una cosa, ma come mai ancora non sei sposato? Non riesci a trovare una donna che diventerà una buona moglie? Allora Ignazio gli fa: no, guarda, in realtà io ho trovato tante donne e me volevo pure sposare, solo che quando le porto a casa per fargli conoscere i miei genitori, a mia madre non gli piacciono. Allora Geppo gli fa: senti, te do un consiglio, sai che devi fare? C'ho la soluzione perfetta per te. Devi trovare una ragazza che è proprio uguale a tua madre, capito? Deve essere proprio uguale. E mo si perdono di vista per qualche mese e dopo un po' si rincontrano. Quando si rincontrano Geppo gli fa: Igna, allora hai trovato la ragazza perfetta? Gli è piaciuta a tua madre? E Ignazio un po' dismesso gli fa: sì, guarda, pensa, avevo trovato la ragazza perfetta, proprio perfetta. Era proprio come mia madre. Pensa, a mia madre gli piaceva veramente tanto. Scusa, la Geppo gli fa: ma allora qual è il problema? E mi piaceva mio padre. Due no. La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.